Eccolo Piero Nasca la mattina del 10 giugno scorso. In queste immagini si vede chiaramente il suo arrivo davanti alla clinica della zona industriale di Catania, in attesa della moglie e dell'amica di quest'ultima, che poco prima erano entrate nella struttura. Le due donne escono e il 52enne si dirige verso di loro. I tre discutono, lui cerca di convincerle a salire in macchina, ma le donne restano ferme, stanno aspettando un'altra persona che le venga a prendere. Nasca si innervosisce, sa già che la moglie Anna Longo, 56 anni, vuole lasciarlo, come lei stessa riferirà agli inquirenti in ospedale, dove le hanno prescritto 30 giorni di prognosi. Questo andirivieni, il rifiuto delle due di salire in macchina, la situazione pregressa, la moglie che vuole lasciarlo, l'amica di lei che si mette in mezzo, tutti questi elementi probabilmente lo inducono a tornare sul posto. Ma stavolta Anna Longo e l'amica 69enne, Cettina De Bormida, lo ignorano e proseguono a piedi. È qui che, come lo stesso Nasca rivelerà poco dopo dentro un bar ad uno dei dipendenti, le investe volontariamente. Una confessione che ripete al numero unico di emergenza. Sia per queste ammissioni, sia per quanto ricostruito attraverso le immagini della videosorveglianza, secondo gli inquirenti quella mattina l'uomo ha intenzionalmente investito le due. Mentre la moglie se l'è cavata, Cettina De Bormida è rimasta riversa per terra, tanto che l'uomo sarebbe ripassato almeno 2 volte sul suo corpo, fino a provocarne la morte. Una volta fermato, Piero Nasca, trovato senza patente per non averla mai conseguita, è stato sottoposto all'alcol test, risultato positivo. L'uomo ha ritrattato in occasione dell'interrogatorio di garanzia, sostenendo di aver solo voluto spaventare le 2 donne. Oggi però il GIP Marina Rizza ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere. Sarebbe stato il fratello a uccidere Jessica Lattuca, la ragazza di Favara di 28 anni, madre di 4 figli, di cui si sono perse le tracce da ben 5 anni, dal lontano 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento, tramite il procuratore reggente Salvatore Vella e la sostituta Paola Vetro, ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni. Le accuse contro di lui sono pesantissime. Avrebbe ucciso a botte Jessica dopo un litigio e per questo è indagato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna, Filippo Russotto, è che Jessica sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l'omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote. L'indagine, intanto, in questa fase è stata delegata alla squadra mobile e non più ai carabinieri. A questa pista si arriverebbe in seguito al ritrovamento di alcune tracce ematiche riconducibili a Jessica nell'abitazione del padre della ragazza, dove viveva anche il figlio Vincenzo, indagato nell'ambito dell'inchiesta Mosaico, che ipotizza un vasto traffico di armi e droga collegato alla faida fra 2 bande rivali che hanno provocato 5 omicidi fra Favara ed il Belgio. Altri elementi raccolti dalle indagini hanno portato ad avvalorare questa circostanza. La Procura ha scoperto le carte convocando Vincenzo Lattuca per rendere un interrogatorio. L'indagato, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro, che ha condotto personalmente l'atto istruttorio e ha respinto ogni addebito di responsabilità. Ha atteso 48 ore prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, 2 giorni di silenzio e di riflessioni dopo le dimissioni dello scorso lunedì. Oggi il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio e fa il punto su quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale convocato per votare la sfiducia e culminata invece con le sue dimissioni. Greco adesso avrà 20 giorni di tempo per rifletterci sopra ed eventualmente revocarle. Piuttosto che arrivare alla sfiducia, ho ritenuto più opportuno e più saggio presentare le mie dimissioni nel tentativo di salvare la città dal dissesto, e tutto questo lo sapremo a breve rispetto a quella che sarà l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dell'ente e la possibilità di evitare il dissesto. Sono proprio le scadenze finanziarie da rispettare, un debito che supera i 100 milioni di euro e l'ombra del dissesto le cause principali che hanno portato Greco a gettare momentaneamente la spugna, ma l'avvocato ci tiene a levarsi qualche sassolino dalla scarpa sui suoi avversari politici. Trovo dell'incredibile, se non addirittura del paradossale, che a fronte di questa situazione ci siano consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali che poi si sono dimessi, che hanno brigato per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione per fatti
squisitamente personali, se non addirittura per vendetta personale nei confronti del sindaco, per avere osteggiato operazioni affaristiche di cui devono rispondere alla magistratura queste persone. Le dimissioni rimangono comunque una partita aperta, una scelta sofferta e responsabile secondo i fedelissimi del sindaco, un trucco invece secondo il centrodestra utile solo a ricompattare i ranghi in queste 3 settimane e provare a governare sino alla scadenza del mandato elettivo. Greco nel frattempo non esclude un possibile ritorno. È presto per dirlo, tutto è legato all'evoluzione dell'immane lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare e degli atti finanziari che verranno portati in Consiglio Comunale. Tutto questo, ripeto, serve a poter valutare approfonditamente se è possibile poter salvare la città dal dissesto per le gravi conseguenze che tutto questo comporterebbe. Sono un donatore, periodico e sì, oggi è il periodo che devo donare. Al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania seguiamo assieme ai medici come avviene la raccolta del sangue, fino al momento in cui le sacche vengono conservate nelle frigoemoteche in attesa di essere trasferite nei reparti. Il donatore prima del prelievo deve compilare dei moduli e sottoporsi ad alcuni semplici esami. Dopo l'esame obiettivo e aver misurato la pressione, andiamo a determinare l'emoglobina, che per l'uomo il minimo deve essere 13,5. Abbiamo un 16,8 di emoglobina, considerato che i valori minimi sono 13,5, il donatore è idoneo alla donazione di sangue intero. Una volta ritenuto idoneo è possibile procedere con la donazione. Per gli uomini è possibile donare ogni 3 mesi, per le donne non più di 2 volte l'anno. Qui siamo invece nella banca del sangue, dove le sacche validate vengono conservate. Viene diviso per gruppo 0, A, B, positivo e negativo, e soprattutto viene mantenuto a temperature controllate. Da qui il sangue è pronto per essere trasferito nei reparti o nelle varie strutture convenzionate con l'ospedale Garibaldi, secondo le esigenze. Rimane nelle nostre frigoemoteche per 42 giorni. Ovviamente questo dipende anche dalla tipologia di conservante che si utilizza. Per noi 42 giorni. In occasione della giornata mondiale del donatore, l'appello è rivolto soprattutto ai giovani. È importante donare perché necessita molto sangue nei reparti di emergenza, ma necessita molto sangue anche per i pazienti cosiddetti politrasfusi. I giovani non è che non vogliono donare, non sono correttamente e sufficientemente informati. Informiamoli e miriamo su di loro tutta l'attenzione per quello che riguarda la diffusione della cultura della donazione. Di sangue, dicono i medici, c'è sempre bisogno, soprattutto in estate, quando si verifica un calo delle donazioni. Partirà da Zafferana la nuova stagione del Catania. La dirigenza rossaazzurra ha fissato per il 24 luglio l'inizio del ritiro precampionato. 3 settimane di lavoro che serviranno per gettare le basi per il campionato di Lega Pro, una novità per la proprietà di Ross Pelligra, che si appresta a debuttare nel calcio professionistico italiano con la neosocietà Catania FC. Entro il 20 giugno la dirigenza etnea dovrà, lo ricordiamo, provvedere all'iscrizione alla nuova Lega. Dal 1 luglio poi, ai piedi dell'Etna, scatteranno le operazioni di mercato. Entro lunedì, invece, della prossima settimana, il Catania avrà il nuovo allenatore. Luca Tabbiani, ex Fiorenzola, è il profilo sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Antonello Laneri. La decisione sarebbe già stata presa, ma per l'annuncio ufficiale si aspetterà il prossimo fine settimana, utile per un'ultima riflessione prima del rientro in Australia del patrono Ross Pelligra. All'allenatore ligure il Catania avrebbe proposto un biennale. Sullo sfondo resta sempre la pista Ivan Jarbocic, che in Italia ha già allenato Brescia, Mantova, Südtirol e Venezia. Con entrambi gli allenatori il Catania ha comunque avuto colloqui anche negli ultimi giorni. La decisione definitiva, come detto, arriverà al termine di un ultimo confronto tra la dirigenza e Ross Pelligra previsto nel weekend. Non sembrerebbe concreta, anche se non del tutto da escludere, l'ipotesi di Domenico Toscano sulla panchina rosso-azzurra. L'allenatore calabrese ha appena lasciato il Cesena, ma su di lui avrebbero messo gli occhi Brescia e Vicenza. Venendo a mercato, tutto è chiaramente legato al nuovo allenatore. In ogni caso, la rosa dello scorso anno sarà profondamente rivoluzionata. Oltre a Castellini, il Catania proverà a trattenere anche Chiarella e Vitale, giovani di grande prospettiva. In entrata sono previste almeno una decina di operazioni. Il DS Antonello Laneri ha già sentito e incontrato diversi procuratori, ma al momento fare nomi è decisamente prematuro.